Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Juve vince a Cagliari 1-0. Facciamo un passo indietro. Conferenza stampa di presentazione della partita. Il tecnico Davide Nicola dice: giocheremo come abbiamo fatto con le altre grandi squadre a facci manna, ovvero, lo dico per i non sardi, con faccia tosta. Ora, lungi da me essere sempre comunque critico, però qualcuno dovrebbe spiegare all'allenatore Davide Nicola cosa significa a facci manna, perché se io poi vedo una squadra che gioca un primo tempo completamente passiva, giocando sulla propria tre quarti, non riuscendo mai a superare la metà campo, non riuscendo mai a ripartire, a impensierire la formazione avversaria, è tutto fuorché a facci manna. Poi ci sta che tu giochi contro la Juve, ci sta che pensi prima di tutto a non prenderle, però se dopo 12 minuti subisci un gol in quella maniera, con Adopò che dà una palla sanguinosa a Mina che la perde, insomma, anche quando fai una, come posso dire, una costruzione dal basso, come si dice in gergo, io credo che sia importante che tu abbia qualità, perché nel momento in cui fai la costruzione dal basso contro la Juventus, è evidente che se perdi una palla, come è successo sulla tua tre quarti, diventa un'occasione da gol e per giunta un gol. Detto questo, il Cagliari però poi ha faticato non poco. Tutto il primo tempo è difficilmente arrivata dalle parti di De Gregorio. Solo una conclusione di Zortea, di fatto, è stata l'unica nella prima frazione di gioco, con gli ultimi 10 minuti. Nella ripresa, con l'arrivo, con il recupero di Luvumbo, qualcosa si è intravisto, però francamente troppo poco per poter arrivare dalle parti della difesa juventina. I cross completamente sballati, abbiamo avuto 2 o 3 pseudo occasioni, non certo grandi, clamorose, ecco. Sicuramente è stato coraggioso Nicola, a un certo punto c'erano 5 punte, perché c'era Luvumbo, Piccoli, Coman, Pavoletti, c'era davvero tanti giocatori offensivi, c'era Viola, ecco, però il problema è come vengono serviti. Tu puoi mettere anche 7 attaccanti, ma nel momento in cui una palla non arriva dentro l'area o quando arriva non è mai pulita, pura, è sempre magari fuori asse, magari troppo alta, magari lenta, ecco ragazzi, oppure troppo addosso. Io vedo veramente molta confusione. Probabilmente, lo dico inconsciamente, i giocatori del Cagliari avevano comunque la domenica completa, perché poi l'Empoli resta a +4, a -4 da noi, però è anche vero che questa Juve non era la squadra che avrebbe ammazzato la partita. Certo, Caprile migliore in campo ne ha tolto almeno 3. C'era un possibile rigore per un fallo di Luperto su Vlahovic, ma è anche vero che questa squadra ha fatto il solletico alla difesa della Juve, che per carità, ripeto, sarà una grande squadra, però noi usciamo dal campo ancora una volta con l'amaro in bocca, con un primo tempo letteralmente regalato agli avversari e un secondo tempo sicuramente più equilibrato, in cui noi siamo entrati con un atteggiamento diverso. Ecco, la mia domanda è: perché non entrare fin dal primo tempo con questo atteggiamento? Perché poi di fatto anche Nicola ha le sue colpe, perché nel momento in cui tu togli ogni riferimento all'unico attaccante che hai, nella fattispecie Piccoli, è evidente che la squadra avversaria, che si chiama Juventus, ricordo, viene a prenderti nella tua tre quarti. Cioè, io credo che un altro elemento di riflessione è quello che è successo a Locatelli, lasciato colpevolmente solo per tutta la partita, cioè il regista della Juventus, senza un uomo nostro che potesse inaridire, come si dice in gergo, le fonti del gioco avversario. Allora, considerando che il Cagliari era in mezzo al campo in superiorità numerica, 5 uomini contro i 3 della Juve, mi chiedo chi marcassero, considerando che Locatelli è sempre stato solo.
Quindi diciamo che Davide Nicola ha studiato una tattica probabilmente come quella dell'andata, cioè il primo tempo lasciamo sfogare la Juve, nel secondo avanziamo al baricentro e li mettiamo in difficoltà. Di fatto non è successo, cioè è successo nel primo tempo. Nel secondo non abbiamo avanzato al baricentro, abbiamo messo un po' in difficoltà, ma dalle parti diciamo sotto porta, anzi il Cagliari ha subito più di una volta, ha rischiato più di una volta di subire il secondo gol più che cercare il pareggio. Ecco, da questo secondo me bisognerebbe ripartire, considerando che comunque la lotta salvezza è pienamente aperta, considerando che noi giochiamo la settimana prossima, domenica alle 15, in quel di Bologna, che continua a essere in zona Champions, però ragazzi, fondamentalmente la zona salvezza è ancora lì, siamo ancora tutte coinvolte, forse un po' il Como si sta togliendo fuori dalle secche della bassa classifica, ma lo sappiamo che è di un altro livello rispetto alla lotta salvezza, però ci sono le altre concorrenti dirette che hanno fatto punti, il Parma che ha vinto appunto contro il Bologna, col Parma che ha cambiato allenatore con Cristian Chivu al posto di Fabio Pecchia, la vittoria abbiamo detto del Como sul Napoli, abbiamo detto la vittoria al 95esimo del Verona sulla Fiorentina, 1-0, anche questo veramente vittoria di platino. Noi non possiamo più fare corse su questo piuttosto che su quell'altra squadra. Anche il Genoa che ha perso a Milano ha perso 1-0, ma giocando fino alla fine. Io credo che la lotta salvezza sia ridotta a quelle 2-3 squadre a questo punto, tolto che il Monza è al 90%, anche il Venezia, ripeto, gioca bene ma difficilmente arriva a prendere punti, ce la giochiamo con, quindi c'è l'Empoli, c'è il Parma, c'è il Cagliari e c'è il Verona. Io credo che queste quattro, a meno che qualcuno non abbia un crollo, credo che l'ultimo posto se lo giocheranno queste quattro squadre fondamentalmente. Ripeto, serve un altro tipo di Cagliari, serve anche i piccoli ieri ad esempio non era il piccoli che siamo abituati a vedere, quindi mi chiedo perché l'allenatore del Cagliari l'abbia tenuto tutta la partita, considerando che comunque c'era la possibilità di fare determinati cambi, però così è se vi pare. Non drammatizziamo, rimaniamo sempre più 4, però con una giornata in meno, però è evidente che serve un altro tipo di mentalità, come dicevo prima, a faccimanna. Se tu vuoi andare con la faccia tosta, con la spregiudicatezza di chi non ha nulla da perdere, e Cagliari non aveva nulla da perdere, io vado e ti aggredisco, tu sei in casa mia e tu certi tocchettini, certi tunnel, certe prese in giro, non te le faccio fare. Non te le faccio fare. Io credo che sia questo il motivo per cui ad oggi il Cagliari, diciamo, in casa continua a fare una tremenda fatica. Il Cagliari ad oggi in casa ha ottenuto a malapena 3 vittorie. Non è certo quello che si chiama un fortino. Credo che sia importante cambiare l'ordine di importanza perché la salvezza passa ovviamente per la Unipol Domus, soprattutto con gli scontri diretti. L'abbiamo visto col Parma, l'abbiamo visto anche in passato con le altre formazioni. Ci sarà sempre da sudare, però io sono fiducioso, anche se oggi, ripeto, si poteva giocare e si poteva impostarla sicuramente meglio. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio tutti quanti, vi do appuntamento a domani, 19:30, Effetto Serra, il talk show su social. Grazie ancora, ciao.